Presidente Battaglia, da cosa nasce l'idea di costituire un comitato di quartiere? Diciamo il comitato di quartiere nasce l'anno scorso, a maggio. Abbiamo avuto un'idea, un po' di abitanti e quindi ci siamo costituiti in comitato di quartiere perché vedevamo che il villaggio era abbandonato su tutti i punti di vista. Gli abitanti erano rassegnati e il villaggio stava per morire. Quindi abbiamo dovuto, giocoforza, organizzare un movimento che si occupasse veramente del villaggio e abbiamo costituito il comitato. Da quante persone è composto questo comitato? Allora, il comitato è composto dall'assemblea, che ci sono più di 100 persone, poi all'interno del comitato c'è il consiglio direttivo, che poi è quello che fa le leggi dell'assemblea. Quali opere avete realizzato all'interno di questo comitato? Allora, il comitato in sinergia con le istituzioni presenti nel territorio, quindi nella fattispecie le scuole, in particolare l'istituto comprensivo Rita Levi Falcini, quindi la scuola media Margherita Hack e la scuola Nuova Manhattan, è intervenuta sul territorio in diverse iniziative, come per esempio l'inaugurazione della panchina rossa, cioè la commemorazione della giornata contro la violenza sulle donne, così come anche altre manifestazioni come la festa natalizia e per ultimo la festa di San Giuseppe, che sono stati momenti di condivisione con le istituzioni presenti appunto nel territorio. Lo scopo del comitato, oltre a quello che è di intervenire con quelle che sono le istituzioni presenti, è sensibilizzare la comunità per prendersi cura di quello che è il territorio circostante alle proprie abitazioni, garantendo in questo modo il decoro urbano, cosa che è stata fortemente raggiunta e su cui il comitato ha avuto una notevole, un riscontro positivo. Progetti per il futuro riguardanti appunto il villaggio Peruzzo. I progetti riguardano sempre il discorso della sensibilizzazione della comunità in quelli che sono i temi fondamentali della nostra società. In particolar modo adesso il comitato sta investendo su una nuova opera, ovvero la realizzazione di un parco giochi che sarà totalmente finanziata da un'associazione privata del posto, di cui aspettiamo un'autorizzazione da parte delle istituzioni competenti per materia, nella fattispecie il Comune di Agrigento. Il parco giochi mira ad attenzionare quella fascia di persone, ovvero i bambini, per garantire loro il gioco, che è una componente fondamentale della loro crescita, ma sarà anche un momento per favorire le relazioni sociali, perché sappiamo bene che i bambini accompagnati dai genitori avranno l'occasione di condividere momenti insieme ai loro figlioli, ovvero ad altre persone che condividono lo stesso momento.